Siamo con Franco Bacchitta, protagonista di questa partita tra il Gonone e il Supramonte. Innanzitutto il gol di testa la dice lunga su come a volte nel calcio c'è di tutto, no? Tu il più piccolino sei stato dimenticato nell'area di rigore. È strano perché non segno quasi mai di testa, però oggi è capitato questa occasione, un gran passaggio di Calvia e io la devo solo mettere dentro. Partita difficile, avete avuto un approccio alla partita non certo dei migliori. Nel primo tempo grande difficoltà a trovare spazio. È stata una partita combattuta perché il Supramonte non lasciava spazi, però noi ci abbiamo tentato in tutti i modi nel primo tempo, ma purtroppo le occasioni sono state poche. Voi siete tanti giocatori offensivi, vi dovete sacrificare per poter giocare tutti insieme. È vero, noi giochiamo all'attacco perché se si contano gli esterni siamo 4 punte, però ci sono i difensori che sopperiscono alle mancanze del centrocampo. Di questo campionato cosa ti ha sorpreso come squadra? Chi mi ha sorpreso di più è stato, a parte la Folgore, il Benettuti, dove è una squadra compatta, dove giocano tutti per la squadra e si sacrificano. Poi andare a Benettuti a vincere non è stato facile, abbiamo vinto 3-2, ma è stata una partita combattuta. Gli attaccanti più forti del campionato, delle altre squadre invece? Gli attaccanti più forti, avete il migliore attacco del campionato. Abbiamo il migliore attacco, quindi dico il miglior attaccante forse Andrea Chipinti e Mauro Calvia, poi delle altre squadre Roberto Zamburro e l'altro Piras. Adesso per le prossime partite sperate ancora nel primo posto o state puntando sul secondo? Adesso ci giochiamo partita per partita, vediamo se perdono le altre, abbiamo qualche chance, ma col pareggio di oggi abbiamo perso un po' le speranze. Benissimo Franco, ti ringraziamo, complimenti per il gol, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie anche a voi.